Allora, eccoci qua, stiamo riprendendo posto. Durante la pausa pubblicitaria, come sempre, c'è chi non resta al proprio posto. Allora, adesso abbiamo sentito un po' di opinioni femminili, abbiamo sentito anche un po' di ricostruzione storica di quella che è la figura femminile del professore Manno Casa. Giulio Rigato, Partito Democratico. Allora, abbiamo sentito anche chi dice oggi tra i giovani non c'è più questo problema, non si sente la necessità di una quota di genere. Tu come la vedi? Ma io direi questo, quando si parla con le persone, io sono amministratore locale a Piave di Sacco, un comune più vicino a Padova. Cioè sei presidente del Consiglio Comunale, no? Sì, esatto. I toni non sono molto lontani da quelli che abbiamo appena sentito prima con la telefonata del signor Franco, da così a peggio mi verrebbe da dire. Cioè la politica ha perso così tanta credibilità e c'è una disaffezione nei confronti della politica che c'era la necessità di dare delle risposte e di dare delle risposte subito. E uno dei temi era proprio questo, la legge elettorale, la capacità delle persone di poter in qualche modo scegliere i propri rappresentanti in maniera diversa da come era la legge elettorale precedente, il Porcellum. Tra l'altro con la sentenza della Corte Costituzionale questa diventava una necessità. Quindi questa legge non è una legge perfetta, ha delle cose che si possono evidentemente migliorare. Tra l'altro vorrei dire che stiamo commentando una legge. Adesso parliamo. Stiamo commentando una legge che è stata approvata alla Camera, ma che poi dovrà passare al Senato, certo. E lì ci sono evidentemente anche gli emendamenti per le quote di genere degli spazi di miglioramento. Potrebbero tornare in discussione, no? Io vorrei dire che il Partito Democratico è il partito con il gruppo parlamentare dove la presenza delle donne è maggiore, sono più del 40%, che nel proprio statuto è previsto l'accesso delle donne nelle liste. Quindi il problema è la votazione di ieri dipende da un accordo politico per far approvare questa legge elettorale, che dovevamo approvare. Altrimenti, guardate, non c'è partito che si salvi. Se si andava a votare di nuovo con la legge elettorale, diciamo quella che era poi modificata dalla Corte, sarebbe stato un disastro per tutti. Avrebbe ingenerato un governo con larghe intese di nuovo, mentre così noi abbiamo una legge con alcuni difetti che si possono migliorare, ma che consentirà sicuramente di sapere chi ha vinto il giorno stesso alla fine del voto. Sì, certo, questo è una cosa, ma dopo della legge elettorale parleremo dopo, però io voglio sapere da te qual è la tua idea invece sulle quote di genere di cui stiamo parlando adesso in questa nostra prima parte. Secondo te è stata un'occasione persa? Dovevano esserci, non ci devono... Al di là del fatto che il Partito Democratico è un partito che ha un'alta percentuale femminile. Io credo che per quanto riguarda le quote rosa c'è sicuramente la necessità di assicurare la possibilità di avere uno spazio, l'opportunità di correre. Non so se lo strumento delle quote rosa sia l'unico strumento che possiamo immaginare. Prima si faceva riferimento a una sfida che deve essere culturale soprattutto. Ecco, lì in quei paesi del nord Europa, per esempio, non si immaginerebbe nemmeno la possibilità di affidare questo strumento tramite solo queste quote, diciamo, per legge. Quindi la sfida che io rilancio è anche agli altri partiti. Il Partito Democratico ha fatto il suo e fosse dipeso da lui probabilmente sarebbe passato l'emendamento, ma si deve fare i conti in Parlamento anche con altri partiti. No, beh, ma sembra che i numeri siano mancati proprio a voi a questo proposito, devo dire la verità. Marco Trevisana, Nuovo Centrodestra, voi, anche se siete nati dalla divisione del PDL, siete giovani comunque come formazione politica. Bambini. Le figure femminili come sono? Beh, le figure comunque qual è in particolare la tua posizione su questo aspetto? Beh, credo fondamentalmente che la presenza femminile sia importante, alla stessa stregua di quella maschile. Volevo un attimo collegarmi al discorso che ha fatto poc'anzi il professore. Dal primo dopoguerra, insomma durante la prima guerra mondiale, queste donne hanno iniziato ad acquisire importanza e credo che col tempo abbiano acquisita molto di più dopo 1000 battaglie, 1000 sofferenze. E rispetto alla legislazione precedente avevamo un 20% di donne presenti in Parlamento. Con l'ultima tornata elettorale sono passate più o meno siamo al 30%, sono 28 mi pare, dipende che dal sia, Senato, sì. da Camera, mi sembra che la Camera sia anche il 30%. Siamo al 28,4 in Parlamento, in Spagna sono il 36,3, in Germania il 31,8. Ecco.
Questa è la Il presenza. Parlamento europeo mi pare siano attorno al 25% come presenza. Quindi un percorso si sta facendo, secondo me guardiamo il bicchiere anche dal mezzo pieno, cioè si sta facendo un percorso, è fondamentalmente una questione culturale. E credo personalmente che la meritocrazia debba vincere su imposizioni di legge o quant'altro, ma credo che per colmare questo gap culturale un qualcosa sulle quote rosa potesse essere fatto. Quindi si poteva fare comunque? Sì, per accelerare questo percorso culturale. Benissimo. Daniele Noncorato, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Io sinceramente... Che questa sera sei da solo perché la tua rappresentante è ammalata, no? Purtroppo non è stata una discriminazione da parte nostra, che non voglio... Cioè, anzi no, beh, voi avete le sorelle e voi avete le sorelle. Sì, abbiamo le sorelle, abbiamo un presidente, una donna, quindi... Esattamente. No, allora, a me non risulta che ci sia una sorta di discriminazione all'interno del Parlamento, cioè non ci sono delle quote uomini e delle quote donne in questo momento. Chi viene eletto praticamente sale in Parlamento. È stata persa un'occasione, diceva la giovane democratica, e gli do ragione. È stata persa un'occasione di cambiare questa legge elettorale e di dare la sovranità popolare al voto. Con questo, se noi avessimo messo le preferenze, non ci sarebbe questo problema. Esatto. Poi, giustamente ha detto il collega del Partito Democratico, ed è giusto darne atto al Partito Democratico che quel che è giusto, loro da statuto hanno messo che ci deve essere una quota delle donne all'interno delle liste o comunque all'interno del partito. Questo bisogna fare. Non bisogna che i segretari di partito siano chiusi all'interno di una stanza a decidere le liste, che poi in classifica sono sempre quelle che entrano. Ci sono una lista di 50 persone, 25 uomini, 25 donne. Poi il popolo, che è sovrano, con le preferenze, vota il candidato che preferisce. Questo potrebbe avvenire attraverso le primarie però, ad esempio. Ma certo, ma attraverso le primarie o comunque dentro dei regolamenti anche congressuali dei partiti, ci sono 1000 modi per poterlo fare. Poi il Partito Democratico aveva proposto un decreto legge, qualcuno mi corregga se sbaglio, dove obbligava tutti i partiti che si presentino alle elezioni politiche a fare le primarie. Questo vorrebbe dire una sorta di spese in più comunque per lo Stato, perché se la cosa diventa regolare, ufficiale, comunque viene controllata da quella che è la parte elettorale dello Stato. Invece di fare una cosa simile, scusatemi, le primarie chi le vuole fare le fa, noi le abbiamo fatte per il congresso, sono stati eletti i grandi elettori, sono stati eletti i membri dell'Assemblea nazionale. Voi avete una donna. Noi abbiamo una donna e che donna come presidente, ok? Quindi il succo del discorso è solamente uno. È giusto che la parità ci sia, ma a monte, tutto qua. Benissimo, grazie. Andiamo anche di qua, abbiamo ancora altri due maschietti, come li chiamo questa sera, Jacopo Silva e Andrea Lampi. Jacopo Silva, un imprenditore, oggi impegnato anche in politica per Padova. Allora, qual è la tua posizione sulla presenza femminile all'interno del mondo della politica? In questo caso stiamo parlando della legge elettorale, però anche più in generale, anche abbiamo sentito prima nei posti di potere. Vorrei essere molto chiaro su questo punto. Intanto la premessa doverosa è che per fortuna alle elezioni amministrative la preferenza si può esprimere e devo dire che questa è una cosa molto bella perché la preferenza crea quel rapporto tra chi si candida, per me è la prima volta, abbiamo fatto una lista civica, e l'elettore diretto. Ognuno sceglie sulla scheda il nome che vuole mettere e chi invece questi nomi poi si vedrà, insomma, riceve il consenso, sa che ha un vero rapporto con gli elettori. Auspicavo quindi che ci fossero le preferenze anche nella legge nazionale. Tuttavia devo anche dire che Renzi è riuscito a colmare in pochi mesi un voto che ormai era da troppi anni che si portava avanti. Sulle quote cosiddette rosa, ho sentito molta teoria, dobbiamo essere molto chiari e molto concreti anche su questo. In questo paese purtroppo drammaticamente intere fette della società non riescono a partecipare al benessere. Penso ai giovani, penso alle donne, ma penso alle donne che sono colpite dalla disoccupazione molto più degli uomini in intere aree del paese. E ci sono intere zone del paese dove le donne sono disoccupate al 50%. Penso alla politica, penso alle... E quando penso a queste cose non ho un approccio, come dire, pietista, per cui mi dispiace.
Vi immaginate che straordinaria risorsa potrebbe essere per il Paese se semplicemente la disoccupazione femminile fosse uguale a quella maschile? Quanti lavoratori in più, quanto lavoro prodotto, quanto benessere? Vi immaginate che capacità e che talento hanno le donne oggi per affrontare le sfide difficili della modernità, che richiedono testa abile a fare mille cose, abilità nel compromesso, capacità di comprendere il caos, doti che spesso le donne hanno più ancora degli uomini. Allora vi immaginate quale risorsa sarebbe per il Paese avere donne sveglie, capaci, invece di uomini anziani e magari anche incrostati in quelle sedie da troppi anni? Io vedo molto positivamente quindi le opportunità che potrebbe portare. Così come, parlando di giovani, quanti giovani capacissimi sono a casa, senza lavoro, e potrebbero creare davvero valore per tutti. Valore che poi finisce a tutti gli altri, perché finisce anche a pagare le pensioni degli anziani che oggi ne prendono troppo poche e troppo basse. Allora mi dico, di fronte a questa drammatica situazione, perché un paese che ha le donne disoccupate in questa misura è un paese del terzo mondo ed è inaccettabile, con molta chiarezza e concretezza dico, si facciano le quote rosa. Perché se in altro modo non si è risolto, perché se in metà del paese siamo come nei paesi arabi, e lo dico parlando delle peggiori esempi di paesi arabi, noi qua ci vantiamo di dire lì non rispettano le donne, ma qui ci sono intere fette del paese dove metà delle donne sono a casa senza alcuna possibilità di trovare un posto di lavoro. Di fronte a questo dico, si facciano le quote rosa, si risolva il problema senza tante chiacchiere e tanta teoria, e quando sarà risolto si vedrà cosa fare. Le faccio un altro esempio. Allora qualcuno provocatoriamente mi dice si facciano anche le quote per i giovani, si facciano anche le quote per i giovani, perché se non introduciamo rapidamente delle soluzioni a problemi che sono drammatici, rimarranno nei dibattiti e intanto le donne sono a casa disoccupate. È la stessa cosa. Per fortuna però mi lasci chiudere su questo, sulle amministrative non abbiamo il problema, noi faremo una lista civica dove avremo donne e uomini in uguale numero, perché abbiamo avuto la fortuna, cercando cittadini che hanno voglia di impegnarsi in politica per la prima volta, di trovarne tanti e tanto bravi, e sia maschi che femmine, e sia giovani che meno giovani, e abbiamo la fortuna di partecipare ad un'elezione con le preferenze, così i cittadini che se vogliono si mettono il nome direttamente. L'ha raccontato Buona. Diamola un attimo solo. Allora, ho un telespettatore in linea, per cui ad Andrea Lamis, Movimento 5 Stelle, chiedo di essere un po' sintetico, così il signore che è in attesa. Allora, io credo che il problema delle quote di genere non sia un problema politico, ma sia proprio un problema nella società, non è in politica che va risolto, e piuttosto possiamo chiederci quante donne ci sono ai vertici delle grandi aziende, nei luoghi dove veramente si decide, e questo è il problema, nonostante comunque ci siano delle competenze, dove ci siano comunque delle donne molto preparate che hanno tante capacità, molto spesso non emergono, e questo è un problema dei maschietti, perché non le fanno emergere, perché comunque la società è fatta in questo modo. Scusa? Dai, è un termine che ho usato io, Marco. Abbi pazienza, dai. Uomini, va bene, uomini e donne. Dai, eccolo là. Vabbè, uomini, dai. È perché tenendo le donne, comunque soggiogandole, tenendole un pochino più a bada, allora non sono più uomini, ma sono un po' più maschietti, ecco. Mettiamola così. Era un vezzeggiativo, su, dai. No, è comunque vero, perché io ho lavorato in una grande azienda dove di donne che gestivano un negozio, che gestivano un'area o che comunque erano ai vertici, effettivamente non ce n'erano. E io posso dirvi, no, che anche a livelli più bassi, io lavoravo in un negozio della grande distribuzione, diciamo anche i capi settore dei negozi di donne non è che ce ne fossero tante, e venivano comunque non trattate allo stesso modo, quindi è proprio un problema della società. Certo. In politica questo problema secondo me non esiste. Speriamo che sia giusto adesso parliamo anche che le della scelgano legge. online. Adesso parliamo anche della legge quando c'è la possibilità di scegliere le donne, come ha fatto il Movimento 5 Stelle con le parlamentarie, le donne vengono scelte, infatti in Parlamento sono il 44%. Certo. Grazie Andrea. Allora abbiamo un telespettatore in linea, se vuol dirci il suo nome e da dove chiama, per cortesia. Buonasera direttore, Buonasera. e i suoi ospiti. Sono Luciano da Lignago. Buonasera signor Luciano. Osservo sempre la vostra trasmissione perché è veramente importante. No, abbiamo solamente qualche minuto, mi lasci finire quello che penso. Prego. Allora io personalmente, magari che ci fossero le donne, le quote rose come le volete chiamare,
Io ho 71 anni, da quando sono nato questi governi di uomini hanno fatto solamente schifo. Punto e basta, dico quello che penso. Poi volevo dire, questi 3 governi sono stati creati al sistema, il signor Monti, Letta e Renzi, al sistema dittatoriale, non dal volere del popolo sovrano, intendiamoci. Poi come ricompensa, come regalo, ci hanno regalato milioni di delinquenti stranieri clandestini che ci vengono a depredare. Questi governi dovrebbero risarcire, che sono venuti a rubare nelle famiglie, biciclette e tutto, capito? Perché questi delinquenti in Italia non hanno nessun titolo stare in Italia, capito? Invece vanno dentro fuori dalle galere. Poi volevo rivolgermi alla mia collega, la signora Mariella Mazzetto, sì. Collega in che senso? Sì, ma collega in che senso? Cara signora Mariella, è meglio che ci associamo con il Veneto indipendente, perché noi veneti siamo solamente buoni da lavorare e da pagare, e bastonati. Non abbiamo nessuna sicurezza, cara Mariella, ha capito? Ma ormai quello che segue è molto importante, che qualcuno ride. Qui siamo stati tutti compradati da albanesi e tutti questi bastardi che sono qua, dentro le galere che spacciano droga, e bisogna buttare fuori tutti i governi e i giudici messi assieme. Cara Mariella, è far tutto nuovo, dobbiamo tornare indietro come 20 anni fa, e la Lega vinceremo insieme con l'indipendenza veneta, che è ora di finirla al 90%. Tra poco ci sono le votazioni, altro che il Grillo e i Grilletti e i Grillini, cari miei. Benissimo, signor Luciano. Signor Luciano. No, assolutamente. Grazie signor Luciano del suo intervento. Grazie del suo intervento, anche perché ormai il signor Luciano lo conosciamo. Se gentilmente la regia può sfumare la telefonata, perché il signor Luciano abbiamo modo di sentirlo abbastanza spesso. Ecco, allora io volevo a questo punto sentire Stefania Barbieri, volevo ritornare da dove sono per certi versi partito. Allora, da questo giro di opinioni, cosa dice? Che cosa si può fare? Abbiamo avuto chi dice sì, facciamo le quote rosa, chi dice no, non servono, i giovani non sentono il problema, però lei tocca con mano tutti i giorni invece quello che è il problema della discriminazione di genere. Purtroppo sì, perché... in questo caso parliamo di donne, chiaramente, anche se sappiamo benissimo che ce ne sono tante altre di discriminazioni. Allora, come dicevo prima, io mi occupo di discriminazione di genere, quindi mi è capitato anche di dover tutelare qualche maschietto. Certo, ecco, perché è di genere. Però prevalentemente, devo dirlo con grande amarezza, le donne che si rivolgono a me si rivolgono perché sono demansionate a un rientro di maternità o anche licenziate dopo una maternità. Quindi è questo il problema. Infatti quello che diceva Jacopo Silva, no? Prima, ecco, il tasso di disoccupazione. Questo perché non c'è una legge che li tutela comunque. Certo, adesso ti faccio parlare. In ogni caso il tasso di disoccupazione è in linea con quello che diceva, siamo attorno al 48%, mentre quello maschile è al 68%, quindi c'è una grande differenza. Le donne sono le prime che purtroppo vengono lasciate a casa dal lavoro, proprio perché improvvisamente quando diventano madri sembra che diventino incapaci. Ecco, una donna, abbiamo visto, insomma, sono le prime a laurearsi, sono le prime ad avere anche un grande risultato non solo scolastico ma anche professionale, però improvvisamente quando diventano madri perdono ogni capacità lavorativa. Credo che questo sia prevalentemente un fatto culturale sicuramente, ma questa sia una grandissima discriminazione, ed è questo che purtroppo le porta a non avere anche i risultati professionali e politici riconosciuti, proprio perché una società che non riconosce il grande valore della maternità credo che sia una società che veramente deve cambiare necessariamente, al di là delle quote o non quote. Ecco, quindi torniamo sempre a un fatto culturale. Poi mi verrebbe anche da dire che se in realtà al governo ci fossero l'80% di donne, gli uomini resterebbero così inermi di fronte al loro 20% o vorrebbero anche loro le quote? Questa è una domanda provocatoria. Però, insomma... Dopo la ribaltiamo. C'era anche Franca Longo che voleva intervenire. Allora, uno dei problemi enormi che è sotto gli occhi di tutti è il discorso della maternità. Cioè, noi abbiamo il 30% di donne che rimangono a casa dopo la nascita del primo figlio.
Io ho apprezzato moltissimo l'intervento dell'imprenditore di cui non mi ricordo il nome. Il professor Ermanno Casen? No, dell'imprenditore. Di Jacopo Silva. Perché Jacopo io Silva. vorrei che, oltre a analizzare il concetto delle quote, impropriamente il termine non mi piace, ma io la metto sotto l'aspetto dell'uguaglianza, che oltre ad essere un problema di democrazia reale, ha un riflesso sull'economia. E questo aspetto dell'incidenza sull'economia, della disuguaglianza, non viene mai considerato. Ha un costo enorme la mancanza di democrazia e la disuguaglianza. Perché se noi sottraiamo al mercato del lavoro una fetta così importante come sono le donne, perché se le donne entrassero nel mercato del lavoro, e questo è la Banca d'Italia che lo dice, il PIL crescerebbe del 7% immediatamente. Noi scontiamo inoltre un altro problema gravissimo, il modello di welfare, perché il modello di welfare così come è impostato in Italia, che è uguale a quello della Grecia, che è uguale a quello del Portogallo, che è uguale a quello della Spagna, fino a poco tempo fa, dimostra che questi paesi che hanno il modello familista come welfare, il modello del welfare incide in una maniera drammatica sull'economia. Abbiamo un'economia in crisi, quindi se noi cambiamo il modello del welfare e esercitiamo una forma favorevole dell'ingresso del lavoro nel mercato del lavoro, noi attiviamo una serie di servizi incredibili che necessariamente la società e lo Stato deve rispondere. Ma c'è un altro aspetto gravissimo che noi non consideriamo ed è l'invecchiamento della popolazione, perché noi fra 15 anni nel Veneto beneamato ci saranno 2 anziani per giovane, quindi economicamente insostenibile sotto l'aspetto previdenziale e sotto l'aspetto sanitario. Quindi è indispensabile, e sono le donne che che vorrebbero portare questo contributo alla politica, cioè portare la loro visione di un modello diverso di società. È questo che è stato sottratto allo Stato e di cui noi stiamo pagando tutto lo Stato le conseguenze e stiamo impoverendo l'economia, perché l'impresa, voglio citare la Francia, che ha nel 2005 attivato un modello diverso di welfare. E che cosa è successo? È successo che il PIL è aumentato dell'1% immediatamente, hanno creato 500.000 posti di lavoro, sono nate 2.000 imprese e viene offerto un livello di servizi di qualità che contribuiscono a creare quel benessere generale di cui godono tutti, non solo le donne, ne godono i bambini, è aumentata la natalità, sono arrivati al 2%. Voglio citare il caso dei paesi del nord, hanno una natalità al 3%, noi avevamo 1,42, siamo arrivati all'1,26 nonostante il contributo degli immigrati. Ma non hanno le quote comunque i paesi del nord Europa? Cioè, le quote non ce le hanno più, no, bisogna essere precisi, bisogna essere precisi, avevano le quote quando il concetto di una democrazia paritaria è diventato un valore diffuso e condiviso, non sono state più necessarie le quote. Quindi bisogna partire da questo punto. Certo. Allora ci fermiamo dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo un attimo, dopo do la parola a Mariella Mazzetto. Tra pochi minuti siamo qua di nuovo, Gioventù Politica, tra poco.